Sì. Andiamo al lago, guarda, ci sono le barche qua. Andiamo. Vorrebbe venire anche lei voglia di uscire un po' più spesso. Allora intanto però accontentiamoci di andare sul lago di Garda. Andiamo a Cassone, vicino a Malcesine, per vedere come vengono conservate le sarde appena pescate e portate al molo. Che dici, Didi? Andiamo, cosa dici? Sì, dai, andiamo. Ciao ragazzi, sapete qual è il bello del lago di Garda la mattina presto, prestissimo, appena dopo l'alba? Non è soltanto il silenzio che si può ascoltare, oppure il fascino dei colori del nuovo giorno che si stanno formando. È anche la possibilità di vivere delle situazioni che proprio fanno toccare con mano l'autenticità della vita gardesana. Come per esempio qui sul molo di Cassone il pescatore che proprio come un tempo sistema le reti e raccoglie il pesce, che poi viene portato anche a Fioretta, che fa una preparazione tutta particolare, antichissima e bellissima. Che bella pescata stamattina, belle fresche proprio, senti che belle dure che viene. E ho pochissimo. Bene. Qua è un posto magico, siamo in un angolo qua di Cassone, sopra la RIL proprio, e dove qua ci sono queste donne di Cassone, specialmente Fioretta, che tradizionalmente mette via ancora le sardine come una volta. Insomma. Una volta si metteva via le agole, sto salamoia, adesso l'agola purtroppo Si è estinta? non è estinta, diciamo che fa fatica a riprodursi, ma ci stiamo lavorando e mettiamo via queste sardine di lago meravigliose, pescate proprio stamattina. Alle 7 è arrivato il pescatore e noi alle 8 avevamo già messo via queste sardine sotto sale. Si possono ancora vivere queste scene, il pescatore che pulisce le reti, fa passare il pesce dalle maglie della rete? Per fortuna ancora sì, specialmente qua a Cassone, in questo piccolo porticciolo caratteristico dove ancora c'è un pescatore di qua, che tanti anni che porta avanti le tradizioni di famiglia, e queste donne che mettono via le sardine un po' per tutti. Io sono passato un giorno per caso e ti ho chiamato e ho detto vieni a vedere cosa succede a Cassone. Le anche belle perché guarda, quando che le hai cotte dal sale, questo qua è tutto un filetto, perché togli la pelle, la lisca. È belle stamattina. E vedo bei filetti, proprio È belli. belle stamattina, vero? Ma lei da quanto tempo le pulisce in questo modo? Adesso sarà 5-6 anni. Non so, sarà 2,5 quintali. Ha una famiglia numerosa? No, per quello per altri anche, per amici. Questa è la tradizione, vero? Sì, adesso sì. Una volta che erano le agole, quando ero piccola. Adesso però va tanto di moda questo, anche nei ristoranti, li richiedi tanto gli spaghetti con le sardine. Ma lei come ha imparato a pulirle, poi a salarle, a fare tutto il procedimento? Mesio. Oddio, pescatore? Mesio, pescatore, l'abitava qua in cima e vede quelli che metti poco sale e lui diceva sempre metti che tanto sale perché la sardina la si tira quello che serve. Il resto logico te la butti via, ma almeno te che una sardina cotta. Certo. C'è qua dell'acqua corrente, quindi è molto comodo, il muretto, proprio tutto ideale per mettere via le sardine, perché sennò a casa non te le fai questa roba qua. Acqua corrente che arriva da dove? Beh, da qua dalla sorgente, dal fiume. Da Lorenzo? Sì. E dopo che ha il muretto proprio alla nostra altezza e tutto quanto, non manca Quindi niente. qui si è sempre fatto questo lavoro? Sì, qua. sì. È fatto apposta? Questo è il muretto proprio fatto apposta. È il banco del lavoro. È proprio il banco del lavoro.
Si deve prenderle fuori, che le secco questo qua, quello bianco, e vengono lavate bene dal sale e poi si aprono e rimane il filetto. Si rilava un'altra volta, poi si mette sotto olio, io metto rosmarino e aglio. E poi va bene per condimenti, per che cosa? Dopo va bene per mettere anche sul lavarello o sulla trota magari lessa, come qua a Cassoni la fa con la polenta. E riscoprire queste tradizioni restituisce quel senso di comunità che a me piace un sacco, che incorpora dei valori veri. Qui c'è un sapere antico dietro ai gesti di Fioretta, vero? Poi in questa frazione di Malcesine e Cassone è favolosa perché è una comunità, sono tutti uniti, molto, molto legati uno all'altro. È un porticciolo che ha ancora quel sapore di una volta, con le barche, la pesca dentro, e appunto riportare queste vecchie tradizioni. Poi magicamente siamo sul fiume più piccolo, È la Ril. più piccolo La del Ril. mondo, dicono. Quanto è lungo la Ril? 150 metri. C'è la fonte lì sopra di noi. Sì. E la foce che se guardate è qua in fondo. le eccolo onde lì. del Garda entrano nella Rila stamattina. Questo è la Ril che nasce poco qui sopra ed è importante che sia l'acqua corrente, mi spiegava Fioretta, Esatto. vero? Si può dire che il Sarca e la Ril sono due affluenti del lago di Garda. Nessuno dice che la Ril è un affluente. Con portate diverse. Con portate diverse, però. Quanto è importante che vivano queste tradizioni in un contesto turistico molto straniero, molto variegato come questo? Ma sarebbe basilare che ci fosse, che continuassero a tramandarsi queste tradizioni, perché è importante, appunto, turisticamente secondo me sarà il nostro futuro, il futuro delle tradizioni, dell'enogastronomia, delle ricette di una volta, certo. È importantissimo. A proposito di ricette, come si mangiano queste sarde? Allora, ci sono tanti modi, si può anche, per dirti sì, nella pasta è la sua morte, si può aggiungere dei capperi, pomodorini, i pinoli, l'uvetta sultamina, un po' ricette veneziane, un po', che noi abbiamo questa cultura veneziana. Mentre si può anche prendere una fetta di pane, mettere del burro di malga e sopra queste acciughe crude che sono... Sposiamo lago e montagna. Il burro e di malga. Poi l'acciuga è dentro nell'olio, dunque c'è proprio un matrimonio perfetto. L'Alto Garda è una perla del territorio veronese, un territorio sospeso a metà fra la terra e il cielo, ricco di verde, di azzurro. E allora il video che vi faccio vedere adesso è relativo a Brenzone, che è un luogo in cui la montagna e il lago si sposano felicemente, perché è tutto un carosello di natura, di cultura, di tradizioni e di sapori. Ad esempio quelli del Sisama, l'antico mangiare dei barcaioli, oppure la frazione di Campo con il suo fascino di borgo fantasma, ormai, anche se c'è ancora qualcuno che ci vive. Insomma, godetevi questa clip e quando tutto sarà finito, un salto a Brenzone fatelo. Intanto però, anche voi come me, restate a casa. Ciao ragazzi!